basterebbe anche solamente un segno di vicinanza, un porgere delle scuse e questo è proprio lo stile che vogliamo dare ai nostri ragazzi, assumersi la responsabilità per quello che è stato fatto e capire che quando si va oltre si può anche a volte semplicemente chiedere scusa. Chiedere scusa dovrebbe essere un gesto naturale e invece sembra essere davvero difficile, eppure potrebbe servire a cancellare l'amaro delle lacrime versate dai tre giovanissimi calciatori del Real Padova, insultati con epiteti razzisti, offesi e derisi per il colore della loro pelle da coetanei avversari in una partita del campionato juniores. Uno dei calciatori della squadra padovana durante la partita casalinga, dopo l'ennesimo insulto, ha chiesto di uscire dal campo. Il messaggio dell'allenatore del Real Padova cerca di dare un segnale di distensione anche per proteggere i ragazzi offesi. Il messaggio che vogliamo dare è prettamente educativo, non si vuole puntare il dito contro nessuno, non si vuole accusare nessuno, ma crediamo sia ora di dare un taglio a questo cerchio che si è innescato, dove quasi settimanalmente i nostri ragazzi vengono apostrofati con questi epiteti. Si cerca di far finta di nulla, si cerca di andare avanti, ma si cerca anche di dire stop, è ora di fermarsi e iniziare tutti quanti a ragionare e uscire da questo mondo di ignoranza. Gli insulti sono arrivati da altri calciatori della panchina del San Giorgio in Bosco e sono stati uditi da tutta la squadra del Real Padova, compresi gli allenatori, ma non sono stati rilevati dall'arbitro che non lo ha riportato nel verbale della partita. Il San Giorgio in Bosco respinge le accuse e in una nota prende le distanze anche dal commento comparso dopo la partita in un sito sportivo dove un giocatore della società ripeteva le offese urlate in campo ricarando la dose, post rimosso poco dopo. Nel frattempo la Federcalcio e la Procura Sportiva hanno annunciato un'indagine su questo ennesimo episodio di razzismo in campo. Anche la FIGC Veneto è intervenuta definendo l'accaduto molto grave e contrario ad ogni insegnamento che dovrebbe invece arrivare dallo sport. Di questi fatti sono veramente dispiaciuto perché sono cose che succedono tutti i giorni ormai perché è l'ordine del giorno e come delegato ne sono veramente, veramente dispiaciuto. E quanto posso rilasciare a voi è che noi so che il nostro giudice sportivo non ha chiesto anche all'arbitro un supplemento di rapporto